Bisogna che si cominci a lavorare perché non sia l'Istituto Giulio Cesare che gestisca da solo la stragrande maggioranza degli stranieri che transitano a Mestre. Dal prossimo anno scolastico non più del 40% di alunni stranieri per classe. La decisione della preside del Giulio Cesare di Mestre, dove la presenza degli stranieri nelle aule è sempre almeno al 70%, non è una provocazione, è un'esigenza per continuare a garantire didattica e integrazione. E non è neanche un azzardo. La possibilità di esercitare questo genere di limitazione la offre lo stesso Ministero, ma finora nel veneziano non l'aveva applicata nessuno. Ma nella scuola di Via Cappuccina, sostiene la preside, ormai non c'è alternativa. Il processo di integrazione e di inclusione non avviene, addirittura l'insegnante è un'estranea perché i bambini parlano tra di loro nella loro lingua. Noi abbiamo veramente più classi e più sezioni della scuola dell'infanzia dove abbiamo il 90% di alunni stranieri e non solo di stranieri ma dello stesso paese di origine. Certo è che poi il caso dell'Istituto Comprensivo di Mestre, 2 plessi di scuola dell'infanzia, 2 di scuola primaria e 1 di scuola secondaria, rappresenta solo la punta dell'iceberg di un fenomeno più ampio e in continua evoluzione. Negli ultimi 4-5 anni è stato un crescendo di questo fenomeno. Addirittura si sta verificando già dall'anno scorso che famiglia straniera che vede che suo figlio è stato inserito in una classe dove c'è solo una certa etnia chiedono il trasferimento. È ovvio, credo, che non possiamo non cominciare a governare questo processo.